nel Primiero per risalire la Val Noana e tentare di raggiungere così le Malghe di Neva. Tentare di raggiungere perché, sebbene siamo già in aprile, la neve oltre i 1500-1600 metri all'incirca è ancora presente, quindi in questo mio nuovo video vedrò unicamente dove riuscirò ad arrivare. Io spero ovviamente di arrivare il più alto possibile e di giungere così al cospetto di queste 3 malghe, ed è dove vi sto per portare ora all'interno di questo mio nuovo video. Mi trovo nel comune di Mezzano, lungo il Primiero e precisamente lungo la Val Noana, ai 1100 metri del rifugio Fonteghi, che è il punto di partenza di questa mia nuova escursione, di questo nuovo video che finalmente si incammina verso la bella primavera e le prime giornate belle, calde di questo nuovo aprile 2025. Ed è la mia prima volta da queste parti, quindi per ora il sentiero 727 si innalza leggermente all'interno di questa strada forestale interna, per ora asfaltata. Poi vediamo un po' più su cosa succede. E quando si tratta di camminare all'interno di vallate come la Noana, dove mi trovo ora, si è completamente al di fuori del traffico veicolare delle valli principali, e quindi all'interno di questi boschi i torrenti primaverili che cominciano già a scaricare verso la valle, le valli stesse, i nevai in alta quota, e poi ovviamente questa natura che un po' alla volta riprende un po' a vivere, riprende così il suo ciclo naturale, con questo silenzio e questo cinguettio che praticamente da più di mezz'ora è il mio e unico compagno di viaggio. E giunto ai 1130 metri di questa località, che porta il nome di Vaticano, che penso che con la città non c'entri assolutamente nulla, si prosegue all'altezza di questo ponte comunque sul sentiero 727, dove oltre che alle indicazioni per le buse, per il rifugio Boz, troviamo anche le indicazioni per Neva e ovviamente quelle che sono le malghe che troveremo più tardi nelle quote maggiori. Ed è all'altezza di Vaticano che termina la stradina asfaltata che praticamente dal rifugio Fonteghi mi sta accompagnando lungo la valle, e comincia questa strada bianca, comincia lo sterrato e devo dire anche finalmente camminare a contatto con la terra, con la roccia. Bella sensazione dopo tante settimane, dopo un lungo inverno, a camminare sulla neve, sul ghiaccio. Adesso camminare nuovamente sulla terra è una bella sensazione anche di maggiore libertà, almeno per quanto mi riguarda, e
da come la penso io. E per quanto riguarda la strada forestale Neva, si lascia così il territorio comunale di Mezzano e si entra in quello di Imer. Rimaniamo sempre all'interno della Valle del Primiero, quindi all'interno del territorio del Trentino. Il 5 di aprile è una giornata veramente calda, sono passate da poco le 10, ovviamente i panorami che qua si espandono lungo la valle guardano a vette che vanno oltre i 2000-2500 metri, ovviamente ancora innevate, ma fino ad ora e credo fino anche alle Malghe, vedendo un po' la situazione, sentiero, cammino completamente pulito dalla neve e, come ripeto, una giornata che magari anche con la complicità di questa salita che comunque si sente è una giornata veramente calda, di un piacere, di un silenzio veramente meraviglioso. E raggiungo questa biforcazione di sentiero, mi trovo al Pian de Stizza a circa 1440 metri di altitudine, è una biforcazione, due sentieri, due strade forestali che si dividono. In questo caso devo sempre tenere in considerazione il sentiero 727, ma soprattutto le indicazioni per il rifugio Boz e le Malghe Neva, da non fare confusione con un'altra tabella escursionistica posta a una decina di metri alle mie spalle, che in questo caso dà indicazioni per Malga Neva prima, non da seguire quella, ma unicamente da seguire le indicazioni, come ripeto, per il rifugio Boz. Il sentiero 727 arriva a questa seconda biforcazione. Sulla destra il sentiero stesso prosegue in direzione del rifugio Boz, mentre sulla sinistra, seguendo anche le tabelle ben preparate,
proseguo il mio cammino, ormai ci siamo per le Malghe Neva. E arrivato all'altezza di Malga Neva prima, sono costretto a cambiare un po' i miei programmi, perché per quanto riguarda Malga Neva di mezzo e la Neva seconda, almeno ancora per questo periodo non se ne parla, perché ho cominciato a trovare parecchia neve, soprattutto in questa parte che guarda verso la Malga Neva di mezzo. Ovviamente non avendo come attrezzatura adeguata, perché ciaspole per quest'anno basta, non ne voglio più sapere onestamente. Devo fermarmi qui all'interno di questo comunque sia bellissimo angolo naturale della valle, godermi questa bellissima giornata di sole, godermi questa primavera, questi prati ancora essiccati dal gelo invernale, ben esposti al sole, belli colorati con i primi fiori di stagione, e vi posso garantire ce ne sono parecchi, e quindi adesso un po' di relax, un po' di spazio tutto mio, guardandomi attorno, contemplando, e soprattutto riuscire a portare dentro di me, a trasmettere tutto ciò che questa natura in questo momento mi sta regalando, trasmettere nei miei pensieri, nella mia mente, nel mio corpo, ovviamente per un spirito libero che in questi contesti, in queste situazioni così straordinarie con la nuova stagione primaverile sicuramente aumentano di valore, arricchiscono il valore del mio spirito libero.
E Malga neva prima diviene così anche un possibile spunto, una possibile idea per poterci bivaccare, tavolo, cucina a legna, anche un piccolo camino dove poter accendere un fuoco, quindi tutti i presupposti per poterci bivaccare. Adesso dormire non lo so, però adesso andiamo di sopra a vedere le stanze superiori se eventualmente sono attrezzate anche per poterci dormire la notte. Da questo angolo niente, adesso proviamo ad aprire di qua. E da come vedo qua sopra invece in questa seconda stanza la cosa è un po' diversa, un paio di letti, un paio di reti, un soppalco dove poter stendere sicuramente un sacco a pelo, e quindi questo mi fa pensare che possa essere anche usufruibile come bivacco. Ovviamente non vorrei che queste fossero le stanze private, diciamo così, per i pastori durante gli alpeggi estivi, quindi ciò che vi consiglio, se siete interessati di questa malga e di questa possibilità di poterci bivaccare una notte, vi consiglio eventualmente di contattare gli uffici turistici del Primiero e quindi chiedere informazioni più dettagliate, e giustamente andare anche sul sicuro per non andare quindi a oltraggiare, a occupare stanze che non sono aperte al pubblico, ecco. E arriva così il momento di rientrare al punto di partenza. Lascio Malga neva prima, mi dispiace molto per le altre due, la neva di mezzo e la neva seconda, ma purtroppo non è possibile oltre la neva prima riuscire a transitare per le successive due malghe, ma insomma torneremo qua su a estate inoltrata, quando avremo anche occasione di trovare il rifugio Bozza aperto, e quindi unificare queste tre malghe con una bella escursione che possa arrivare direttamente al rifugio, anche perché poi per rientrare nuovamente in direzione del punto di partenza, quindi all'interno del territorio di Mezzano, più in quota, si può proseguire e andare così a creare un bellissimo anello escursionistico senza dover, come in questo caso, tornare nuovamente sui miei passi, ma questa è una promessa che deciderò sicuramente più avanti di portare a termine. E giungiamo così al termine di questa mia nuova avventura, sperando che questo video sia stato ovviamente di vostro gradimento. Mi dispiace di non aver potuto raggiungere tutte e tre le malghe, ma solamente la prima, ma d'altronde era un qualcosa che avevo comunque messo in preventivo, visto ancora la quantità di neve che sui 1600-1700 metri è ancora presente.
Dal rifugio Fonteghi fino alle Maglie sono un poco più di 500 metri di dislivello. Raggiungete le Maglie in circa 2 ore e un quarto, 2 ore, 2 ore e un quarto, poi ovviamente le tempistiche sono sempre individuali. Invece per il rientro si prosegue nuovamente per la stessa via di salita, per cui si riprende nuovamente lo stesso sentiero che su quell'oretta e un quarto o quell'oretta e mezza riporta nuovamente di fronte a questo bel rifugio, il Fonteghi, che attualmente è ancora chiuso, ma aprirà questione di pochi giorni. Infatti la sua apertura per tutta poi la stagione è prevista per Pasqua, quindi per chi è interessato anche usufruire di questo bellissimo rifugio, questione di pochi giorni, e anche lui prenderà così vita e guarderà verso queste 2 lunghissime e sicuramente calde stagioni che si attendono alle medie ed alte quote. Invece voglio darvi una nota stradale, vi sto parlando della piccola stradina che vi porta in auto al rifugio Fonteghi. Ovviamente si prende sia dal centro, dal territorio comunale di Mezzano che dal territorio comunale di Mer. È una strada molto ben asfaltata, molto ben preparata, sono circa 9 km in totale e parecchio stretta in diversi punti, quindi lì, cari automobilisti, dovrete un attimino mettervi d'accordo su chi deve tornare indietro e chi ha un po' di precedenza. Poi lì ovviamente tutto sta al buon senso di ognuno di noi. Invece per chi volesse intraprendere questa stradina, che consiglio con la bicicletta, con la mountain bike, con una gravel o quello che è, sono 9 chilometri dai 2 centri abitati giungere al rifugio, però attenzione che si tratta di un qualcosa che va a un circa 500 metri di dislivello complessivo, quindi se non è elettrica ci vuole sicuramente una buona gamba. E prima di salutarci un po' di carosello! Riserva Dolomiti, silenzio, tempo, misura. È la mia nuova guida escursionistica per questa primavera inoltrata per tutta la vostra estate. 14 tappe che raccolgono a sé 14 sentieri completamente lineari che, partendo dalle Dolomiti Bellunesi, attraversano parte dell'Alto Adige e buona parte del Trentino. Riserva Dolomiti, silenzio, tempo e misura è un po' lo slogan che accompagna questo mio lavoro, questa mia creatura editoriale. La trovate unicamente all'interno del mio store Amazon cliccando sull'indirizzo web che vedete qua sotto. Riserva Dolomiti, silenzio, tempo, misura.